Si chiamerà Museo Multimediale delle Vie dello Zolfo e sarà realizzato all'interno del Castello di Favara grazie ai fondi del GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui la città chiaramontana fa parte. Nell'antico maniero duecentesco verranno effettuati anche interventi di abbattimento e adeguamento delle barriere architettoniche per favorire l'accesso ai diversamente abili. Il progetto è dell'architetto Giacomo Sorce, funzionario del Comune, realizzato in sinergia con il suo team e vede al centro l'identità delle miniere di zolfo che hanno fatto la storia di Favara, ma anche delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Tra gli interventi previsti, la sistemazione di grondaie, ringhiere, impianti elettrici e di sicurezza, infissi, la sostituzione della passerella a servizio della Corte e la collocazione di bagni riservati ai disabili. Inoltre, ci sarà tutta la strumentazione tecnologica necessaria e idonea a garantire l'attivazione del museo multimediale, dove sarà raccontata la storia dello zolfo in Sicilia, dei siciliani che lavoravano e vivevano dentro le miniere, la storia e la realtà attuale dei siti minerari siciliani nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, con particolare attenzione ai siti presenti nel territorio di Favara, le miniere Ciavolotta e Lucia. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Palumbo, che ha ricordato che il Castello Chiaramontano rappresenta la città di Favara e che grazie al finanziamento e al lavoro fatto dal GAL Sicilia Centro Meridionale sarà accessibile ai diversamente abili e darà una nuova possibilità di sviluppo per la città. Il castello, con la realizzazione del museo, sarà un hub culturale non solo per Favara, ma per l'intera provincia.